3 arresti e 33 denunce, blitz anche in Veneto per un'operazione della Polizia Postale che ha scoperto uno scambio di migliaia di file. C'era anche chi condivideva nella chat le foto rubate di sorelle minorenni o ex fidanzatine. Il caso dell'ordinanza del giudice trevigiano Mascolo che ha permesso la scarcerazione di un presunto assassino arriva sul tavolo del Ministro della Giustizia. Ispettori e possibile provvedimento disciplinare. Un'esplosione e le fiamme che divorano l'auto, 80enne si toglie la vita a Vicenza. Macabro ritrovamento dei vigili del fuoco, poco prima l'uomo aveva cercato di convincere la moglie a farla finita insieme. Elezioni con il sorteggio dei simboli sulla scheda elettorale, un nuovo passo in avanti verso il 4 marzo. Intanto Brunetta rilancia l'idea del partito unico di centrodestra, ma la Lega lo stoppa. Si chiude con 137 esuberi la ristrutturazione del personale della Mantovani, raggiunta l'intesa con i sindacati, uscite su base volontaria e incentivate. In tutto il Veneto oggi le celebrazioni per il giorno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe, croci per troppo tempo sepolte dalla storia. Correrà a piedi da solo per 1300 km facendo il giro dell'Islanda e la prossima pazza sfida con se stesso di Andrea Budu Toniolo, il Forrest Gump di Galliera Veneta. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione del nostro telegiornale si apre dunque con una inchiesta della Polizia Postale che in tutta Italia sta portando a arresti e denunce, 3 arresti e 33 denunce, blitz e perquisizioni anche in Veneto per questa nuova purtroppo inchiesta sulla pedopornografia online. Perquisizioni anche in Veneto all'alba di oggi nell'ambito di una maxi operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Salerno che ha ordinato l'arresto di 3 persone denunciandone altre 33 e disponendo 37 perquisizioni. L'indagine ha portato a sequestrare ingente materiale pedopornografico in un archivio nascosto nel deep web denominato la Bibbia 3.0, contenente migliaia di file di fotografie e video ritraente giovani ragazze nude e in pose a sfondo sessuale. L'inchiesta ha permesso di ricostruire il contributo alla composizione dell'archivio fornito dai partecipanti alla chat, identificando quelli che inviavano le foto dell'ex fidanzatina o della sorella minore di 12 anni rubate da telefoni e computer in riparazione oppure immagini di ragazze minorenni sottratte da profili pubblici. Dei 3 arrestati, 2 sono accusati di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, 1 di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di centinaia di supporti informatici contenenti migliaia di file pedopornografici. Adesso a Treviso il caso del giudice Angelo Mascolo nuovamente nella bufera dopo la scarcerazione di un presunto assassino. Arriva sul tavolo del Ministro della Giustizia Orlando che potrebbe aprire un provvedimento disciplinare nei confronti del magistrato. La bufera sul giudice Angelo Mascolo all'indomani della scarcerazione di Luca Furlan, il 49enne di Preganziol, accusato dell'omicidio preterintenzionale di Elda Tandura, rischia di avere ripercussioni pesanti sul magistrato. Ieri il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha chiesto un'ispezione per verificare se vi siano i presupposti di un procedimento di carattere disciplinare, una posizione delicatissima quella del magistrato già sotto la lente del CSM per le famose frasi sulla necessità di armarsi perché lo Stato non c'è più. Ora potrebbe arrivare questa nuova tegola determinata dall'ordinanza d'arresto di Luca Furlan predisposta dal giudice Mascolo, ordinanza annullata dal Tribunale del riesame tecnicamente per un vizio di forma, in quanto il magistrato avrebbe fatto proprie le considerazioni della Procura senza un'autonoma valutazione come previsto dalla legge, in pratica un copia e incolla delle ragioni espresse dalla Procura, un'accusa che Mascolo nei giorni scorsi ha respinto, ribadendo la convinzione di aver operato bene. Una Marca che resta sotto shock dopo il tragico incidente stradale di ieri avvenuto a Fontana Fredda, nel Pordenonese, meglio nel Sacilese, dove è morta la 19enne Eleonora Gava e c'è attesa per conoscere la data dei funerali della giovane studentessa universitaria di Sarmede che, come abbiamo raccontato ieri nel nostro servizio, stava andando al suo primo esame universitario, sostenere insieme all'amico un primo esame universitario quando purtroppo c'è stato il grave incidente che l'ha vista vittima, quindi attesa per il nulla osta
della procura e per fissare la data dell'addio della ragazzina, mentre tutto il paese di Sarmide ovviamente si è stretto attorno alla famiglia. C'è stato un altro grave incidente la scorsa notte, poco dopo l'una in via Adriatico, poco prima del bivio per Jesolo Paese. Siamo quindi in zona Jesolo, coinvolte una Fiat Punto e una Suzuki Swift, finita nel fossato, nel scontro a margine della strada. Dopo l'impatto sono 3 i feriti rimasti coinvolti nello schianto. Sono ovviamente stati immediati i soccorsi del SUAM 118, l'intervento dei carabinieri, come dicevamo, del SUAM e anche dei vigili del fuoco per estrarre i 3 feriti dalle lamiere. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. E adesso a Vicenza con l'intervento dei Vigili del Fuoco all'alba di stamane, che ha portato al macabro ritrovamento all'interno di un'auto data alle fiamme il corpo carbonizzato di un uomo, di un ottantenne, ed è emersa poi successivamente una drammatica storia di disperazione. Allora ci racconta questa vicenda in diretta telefonica per noi Lina Paronetto. Lina. Sì, buongiorno Nicola. Ha dei risvolti non solo tragici ma davvero inquietanti l'episodio che si è verificato questa mattina a Vicenza, dove, come dicevi, un anziano di 80 anni è morto carbonizzato nella sua auto. Sua la decisione di togliersi la vita, ma a rendere ancora più incredibile e inquietante questa vicenda è il fatto che poco prima il pensionato aveva tentato di convincere anche la moglie a uccidersi insieme a lui. L'uomo pare versasse, secondo il racconto proprio della moglie, in uno stato di profondo disagio psichico dopo un incidente di cui era rimasto vittima 2 anni fa. Questa mattina, prima di uscire di casa, aveva tentato di convincere la donna a togliersi la vita insieme a lui. Lei si era rifiutata, lui era uscito di casa, ma probabilmente la donna, l'anziana, certo non pensava che avrebbe davvero messo in atto quel proposito. E infatti ogni mattina usciva per svolgere delle piccole commissioni. Questa mattina ha fatto altrettanto, è salito sulla sua auto nella quale poi appunto è stato trovato senza vita in una zona di campagna nel quartiere Sant'Agostino, alla periferia ovest della città. L'anziano potrebbe aver usato una tanica di benzina per appiccare il fuoco alla vettura mentre si trovava al suo interno. C'è stata naturalmente un'esplosione, le fiamme hanno avvolto interamente l'auto in pochissimi minuti, è stato un passante a dare l'allarme, ma all'arrivo dei soccorsi per l'ottantenne non c'era più nulla da fare, perché il fuoco ha immediatamente divorato la vettura. Un'inchiesta certamente sarà aperta sull'episodio in cui ha trovato la morte, come detto, un uomo di 80 anni. Da Vicenza per ora è tutto e ti restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto. Adesso invece noi parliamo della trattativa sulla questione Mantovani, quindi lasciamo la cronaca, e c'è stato un accordo raggiunto con 137 esuberi, accordo tra l'azienda e i sindacati per questa azienda importante con sede a Padova, ma che ha ovviamente sede operativa a Venezia, sulla questione del Mose. Bene, allora ci racconta i dettagli di questo accordo Anna Maria Parisi da Venezia. Sì, buongiorno. Accordo raggiunto alla Mantovani con i sindacati e con l'assemblea dei lavoratori. I tagli però portano a 137 esuberi tra i dipendenti. Ieri accennavo all'assemblea con i lavoratori, dove sono state privilegiate le uscite su base volontaria che l'azienda incentiva, lo ricordiamo, con 8.000 euro netti ciascuno, sanati gli stipendi da novembre a gennaio. Quindi Mantovani, cosa succede? Succede che la Mantovani sopravvive, ma ha un prezzo decisamente molto alto. Infatti, ripeto, sono 137 i posti di lavoro tagliati in questa che è il colosso delle costruzioni legato, lo ricordiamo, al Consorzio Venezia Nuova e ai cantieri del Mose, ma non soltanto, visto che l'azienda, che ha sede a Padova, è attiva in numerosi progetti in Italia. Quindi nel pomeriggio di ieri, venerdì, i vertici aziendali hanno raggiunto questo accordo con i sindacati sugli esuberi considerati necessari per rilanciare le attività. È stata attivata una decurtazione significativa nel giro dei prossimi 4 mesi,
di questi 240 dipendenti rimasti dopo un anno e mezzo di crisi e trattative, e ci saranno appunto questi tagli molto dolorosi. E per il momento è tutto, maggiori dettagli nel corso dei telegiornali della sera. Restituisco la linea. Grazie Anna Maria. Adesso la politica, perché ieri, come sappiamo, c'è stato il sorteggio dei simboli nella scheda elettorale in Corte d'Appello e intanto ci sono nuovi slanci in avanti, ad esempio del candidato nonché deputato di Forza Italia Renato Brunetta per l'idea di un partito unico del centrodestra, un'idea che ha già più volte manifestato ma che trova ancora una volta un'opposizione tra lo stesso alleato della Lega Nord. La prima estratta è la lista 5 Stelle. Estrazione compiuta, scheda da preparare, poi dal 16 febbraio la fissione dei manifesti nelle piazze della città. La macchina elettorale verso il traguardo del 4 marzo è in moto e ieri è stata girata la chiave di accensione per permettere agli elettori di prendere familiarità con la nuova scheda definita da Rosatellum. Scheda tutta da preparare e da pensare, ma un primo sguardo si può dare. A iniziare il sorteggio in Corte d'Appello il Senato. Primo estratto il Movimento 5 Stelle, mentre l'ultima lista è stata la coalizione di centrodestra con l'ordine di Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Forza Italia e Lega. Per l'altra grande coalizione di centro-sinistra, sorteggiata al sesto posto tra Grande Nord e per una sinistra rivoluzionaria, l'ordine sarà PD, Italia e Europa insieme, Lista Civica Lorenzin e Più Europa. Spazio anche alla nuova lista Partito del Valore Umano. Per la Camera 1 i primi 3 estratti sono tutti di centrodestra, a partire dal primo, il Popolo della Famiglia, passando per la coalizione di centrodestra, in ordine Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia e Forza Italia e la Confederazione Grande Nord. La novità della Camera 1 è che c'è un partito che non si è presentato al Senato, e cioè 10 volte meglio. L'ultimo sorteggio ha riguardato la Camera 2, al primo posto Casa Pound, seguito dal Partito del Valore Umano, Forza Nuova, 10 volte meglio, la coalizione di centrosinistra, Popolo della Famiglia, Grande Nord, ALA, 5 Stelle, Potere al Popolo, il centrodestra e Liberi e Uguali. Nel frattempo, sul fronte strategie, c'è chi nel centrodestra continua a professarsi sicuro di un futuro di fusione. Renato Brunetta anche ieri ha rilanciato quanto sta dicendo da tempo. Questa fase ancora dei partiti separati è una fase di transizione, si dovrà arrivare a un soggetto politico unico, figlio anche della legge elettorale. E io sono per costruire nei modi e nelle forme possibili un soggetto politico del centrodestra articolato, un rassemblement, quello che vuoi, ma unico, perché queste divisioni non servono assolutamente a nulla e superiamo della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia. Ma c'è già chi, come il Movimento 5 Stelle, grida all'inciucio e anche dall'alleato e leader veneto del Carroccio, Gian Antonio Darè, arriva di nuovo uno stop, come già accaduto nei mesi scorsi. Brunetta è libero di pensarla come vuole, dice Lapidario, ma questa soluzione non esiste e non esisterà mai. E adesso a proposito di politica, l'abbiamo sentito nominato anche nel servizio precedente, c'è in corsa anche il partito 10 volte meglio che ieri ha presentato i suoi candidati a Treviso. Una mobilitazione popolare che ha permesso al movimento di essere presente in una decina di regioni italiane. Un gruppo di persone, così si definiscono, che ha deciso di dedicare in modo leale le proprie competenze ed energie al Paese per apportare un vero cambiamento. In corsa alle politiche del 4 marzo i rappresentanti di 10 volte meglio, che ha nel trevigiano Lucio Gomiero, uno dei suoi fondatori. Ne abbiamo raccolte tantissime, circa 28.000, purtroppo non siamo riusciti a raccoglierle bene, purtroppo abbiamo avuto alcuni sgambetti. E in questo momento noi saremo presenti in 10 regioni in Italia, che rispetto al punto di partenza è un risultato clamoroso, ma è clamoroso per il sistema di adesione che abbiamo incontrato e che ci ha spinto a continuare ancora con più forza nell'idea di arrivare alle prossime elezioni politiche. Al primo punto del programma la ricerca della felicità, un ideale che nel concreto si declina sotto molti aspetti, secondo gli 8 candidati che si sono presentati a Treviso. Cercare di portare delle buone pratiche prese da ogni settore, calarle nel nostro sistema Italia e provare a fare
veramente le cose 10 volte meglio. Credo che in questo Paese dobbiamo riorganizzare, riprogettare tutti i sistemi che tendono alla meritocrazia per eliminare e cambiare la mentalità delle rendite di posizione. Ma è la disoccupazione, in particolare quella giovanile, a preoccupare maggiormente il movimento insieme alla fuga dei talenti. In questo momento noi stiamo perdendo talenti che scappano all'estero. Io sono un professore universitario, ricercatore scientifico e cerco di tenere quanti più talenti abbiamo in Italia. Torniamo alla cronaca adesso per parlare di ennesima truffa ai danni degli anziani, una truffa che però è stata scoperta dai carabinieri a Padova. Allora ci racconta questa vicenda in diretta telefonica per noi Guido Barbato. Guido. Buongiorno da Padova. Scippavano del portafoglio gli ottantenni subito dopo avergli chiesto un'offerta per una cassetta di frutta che gli proponevano in regalo. L'ultimo furto con strappo, o appunto scippo, ieri verso l'ora di pranzo a Camin, Rione, alle porte di Padova. Vittima un ottantenne, ovviamente come detto a passeggio con la moglie, che si è visto offrire in regalo da due pregiudicati napoletani di 34 e 39 anni una cassetta di mandarini in cambio di una somma in denaro a sua libera scelta. Appena aperto il portafoglio, uno dei due gli ha preso da dentro una banconota da 500 euro dandosi alla fuga con il complice su un doblò bianco. In zona c'erano già però i carabinieri che da qualche giorno stavano pedinando la coppia. Dopo un inseguimento in autostrada a tutta velocità, li hanno fermati a Martellago, al casello appunto di Martellago, e arrestati in flagranza del reato di furto con strappo aggravato perché commesso ai danni di una persona debole. I carabinieri di Padova sono convinti che i due napoletani arrestati ieri avessero altri due complici, sempre conterranei, probabili autori di altri due episodi uguali di scippo con vendita, diciamo così, porta a porta e strappo del portafoglio, avvenuti a partire da dicembre del 17 nelle province di Padova e Venezia. E i carabinieri fanno appello ad altri anziani derubati in questo modo e truffati in questa maniera di fare denuncia ai carabinieri. Particolare finale che rende ancora più odioso questo raggiro messo in atto da questa banda di napoletani: la frutta che così disinteressatamente offrivano alle loro vittime era ovviamente immangiabile, marcia. Linea allo studio. Grazie a Guido Barbato. Adesso a Venezia, sempre con la cronaca, con un netturbino che in centro storico è stato minacciato col coltello da un residente dopo il rifiuto di raccogliere materiale ingombrante. È successo ieri mattina quando la questura ha ricevuto la chiamata perché un netturbino della Veritas era stato minacciato con il coltello. L'operatore ecologico ha raccontato di essere stato ingiuriato e minacciato appunto con la lama da un residente della zona perché si era rifiutato di ritirare del materiale di notevoli dimensioni. Come da disposizione dell'azienda per la quale lavora non poteva raccogliere oggetti considerati rifiuti speciali perché di dimensioni elevate, ma nulla sono valse le giustificazioni, quindi c'è stata la minaccia violenta da parte del residente. Solo il buonsenso della vittima nell'assecondarlo ha fatto in modo che non vi fossero conseguenze peggiori. L'uomo è stato denunciato dalla polizia per minaccia aggravata. E da un netturbino minacciato a un infermiere invece che era stato picchiato al pronto soccorso di Este, siamo nel Padovano, e adesso per il responsabile di questa aggressione, un imprenditore, è arrivata la condanna. 1.000 euro di multa e un risarcimento danni di altri 2.500. Un imprenditore di Este, Silvano Zordan, 66enne, è stato condannato dal giudice di pace di Rovigo a sborsare questa somma come pena per aver offeso, minacciandolo anche di morte, e colpito più volte con una sedia un infermiere in ospedale. I fatti risalgono a 3 anni e mezzo fa. Zordan si era presentato al vecchio pronto soccorso di via San Fermo con una ferita alla mano e dopo aver ricevuto dall'infermiere un codice bianco, cioè non urgente e con visita a pagamento, aveva perso le staffe. L'infermiere, intervenuto per calmarlo, ne aveva ricevuto prima pesanti offese e perfino minacce di morte. Poi era stato colpito da Zordan con una sedia in ferro più volte a una gamba e a un braccio, con 13 giorni di prognosi. Da qui la denuncia dell'infermiere, la causa e la sentenza di risarcimento danni. Inquietudini e tante domande su un boato avvertito l'altra sera in Riviera del Brenta. Ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, prima edizione del telegiornale di Antenna 3. Bisogna fare chiarezza sul forte boato avvertito e sentito lungo la Riviera del Brenta qualche notte fa. Lo chiede a gran voce
non solo la gente residenti ma anche il sindaco di Mira. Un forte boato, dopo ma non hanno detto, non si capisce sinceramente cosa sia successo, perché tanti me l'hanno detto però non sapevano di cosa si trattasse. Sono ancora in molti a chiedersi che cosa sia stato il boato di mercoledì sera che ha allarmato molti cittadini della Riviera del Brenta. Lo scoppio ha fatto tremare vetri e finestre delle abitazioni, numerose le telefonate ai vigili del fuoco. Preoccupato anche il sindaco di Mira, che credeva si trattasse di un incendio scoppiato a Auriago. Nel mio comune si è anche sviluppato, c'è stato un incendio e quindi ho voluto capire se le due cose potevano essere collegate e invece mi è stato detto che non è stato così. A fare chiarezza sul misterioso evento potrebbero essere le immagini riprese da una telecamera puntata verso il cielo 24 ore su 24 dall'appassionato astrofilo Ivan Berton, membro dell'Associazione Astrofili Veneti. Il dispositivo ha registrato infatti un forte bagliore, potrebbe anche essersi trattato di un meteorite. Io non sono un esperto, però mi dicono che possa essere plausibile. I cittadini mi hanno anche informato che non è la prima volta che si sentono dei boati molto forti, quindi ben venga una spiegazione. Un altro simile episodio si è verificato lo scorso maggio. In quell'occasione alcuni frammenti di meteorite erano stati individuati a terra nelle zone al confine tra il veneziano e il padovano. Ciò che tutti sperano è che si riesca a capire che cosa sia accaduto l'altra notte. Anche per tranquillizzare o comunque chiarire un fenomeno che comunque è stato avvertito in un territorio molto ampio. Oggi, 10 febbraio, il giorno del ricordo, in tutto il Veneto le celebrazioni per ricordare le vittime delle foibe, un crimine per troppo tempo sepolto dalla storia. Ieri a Treviso una toccante cerimonia. Ricordare, fatemelo dire, perché non riaccada, perché il tema vero, il pericolo vero che noi stiamo correndo in questi anni, in questi mesi, in questi giorni, è proprio quello di ricadere. Questo è il monito lanciato oggi dal prefetto di Treviso per la giornata dedicata alla tragedia dell'esodo istriano e delle foibe, una ferita che si tramanda tra generazioni. Un sottile definirei mai confuso significa un qualche cosa di non ancora sedimentato, perché io ho ereditato il dolore di mia madre, i ricordi di mia madre, però tutto questo è risolto in un certo senso dalla bellezza del paesaggio, dal respirare l'aria di una terra che io ho nel sangue. Racconta così da figlio di profughi il suo legame con l'Istria e la Dalmazia, ma soprattutto la vicenda umana che solo dal crollo del muro di Berlino sta lentamente tornando tra le pagine della nostra storia. Per troppo tempo questo capitolo è stato completamente ignorato, è un capitolo vuoto nei libri di storia dei ragazzi. Aggiungo ancora di più perché mia madre era un esule giuliano-dalmata, non ha fatto tempo purtroppo a poter vedere questa giornata del ricordo, che è dedicato anche a lei. Istituita dal 2004 è fissata il 10 febbraio, la data che nel 1947 sanciva il passaggio dell'Istria e di gran parte della Venezia Giulia all'allora Jugoslavia di Josef Tito. Quasi mezzo secolo di silenzio per l'esodo, ma soprattutto per la strage delle foibe, anfratti carsici dove sono sparite migliaia di persone. 2.500 i morti, 7.500 i dispersi, di cui l'Italia chiese contro la Jugoslavia senza ottenere mai risposta. E tra queste oggi in provincia si sono ricordati anche 2 trevigiani, a tutt'oggi dispersi, vittime dimenticate per ragioni di Stato. Inviterei tutti gli insegnanti per una foto tutti assieme. Lo chiamano il Forrest Gump del Veneto, lui è Andrea Toniolo di Galliera Veneta e la prossima sfida sua è quella di percorrere 1300 km, il giro dell'Islanda da solo. Nel 2015 andò di corsa da Galliera a Capo Nord, lui e il suo carretto, quello dove ha tutto il necessario per vivere di giorno e di notte e che trascina con una imbragatura intorno al torace. Adesso il giro dell'Islanda per Andrea Budu Toniolo, quasi ai confini del mondo. A un anno dal grave incidente in moto che lo aveva portato ai confini di una possibile paralisi delle gambe, il 28enne di Galliera si lancia in un'altra sfida di corsa e in solitaria. 1300 km lungo la Ring Road, il tracciato asfaltato che fa il giro dell'isola in 40 giorni di corsa, dormendo in tenda, con temperature comprese tra -5 e -35 gradi, costantemente sotto lo zero e venti freddi fino a 120 km orari. Aree completamente deserte per centinaia di chilometri da affrontare quindi in totale solitudine.
L'avventura partirà il 25 febbraio e si concluderà a fine marzo, media giornaliera di 35 km. Budu sarà accompagnato in questo viaggio solamente dal suo carretto con dentro una tenda, un sacco a pelo, un fornello per scaldare il cibo e le relative provviste, abbigliamento sportivo e calzature. La sfida, spiega Toniolo, non sarà tanto di resistenza fisica quanto di resistenza mentale. Una sfida che si potrà seguire su Facebook, Instagram e sul sito ufficiale di Andrea, budurunner.com. È tutto. Prima di salutarvi vi ricordo, lo dico ad antenna, se avete segnalazioni su disservizi o problematiche, come sempre redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 02 30898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sulle nostre regioni, sarà dunque un sabato all'insegna del tempo stabile e anche piuttosto soleggiato sul Triveneto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto l'alta pressione, come detto, regalerà alla nostra regione una bella giornata di tempo stabile e anche con ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà in prevalenza sereno ovunque o al massimo velato. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata di sole, il tempo risulterà asciutto e stabile ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso, qualche addensamento sui confini alpini anche con locali nevicate. Temperature massime tra 11 e 12 gradi, minime intorno ai 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati in prevalenza da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.